Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo magazine di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni, ben ritrovati tutti quanti. Allora, oggi parliamo di due film. Il primo film, La donna della cabina numero 10, che potete trovare su Netflix, e invece Massimo tu ci parlerai di... Un altro film che trovate sempre su Netflix è House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Bene, inizio io allora dalla cabina numero 10. Allora, sarò breve. Dunque, il film in sé per sé è un film ben confezionato, come si addice appunto alle produzioni americane, quindi non gli si può dire nulla da questo punto di vista. Non è una stravolgente, come posso dire, trama, e tratta comunque dal romanzo omonimo del 2016 di Ruth Ware, interpretato da Keira Knightley e Guy Pearce e tanti altri attori, e adattato per lo schermo da Emma Frost. Dunque, la storia è semplicemente una scrittrice, una giornalista che viene coinvolta all'interno di un viaggio che viene fatto da ricchi miliardari, diciamo così, e si ritrova invece all'interno di un vero e proprio giallo con un omicidio e via discorrendo. La storia in sé, ripeto, alla fine è un prodotto di intrattenimento che ha tutte le sue caratteristiche migliori, ma secondo me alla fine, se devo dire onestamente, la cosa migliore è proprio forse la colonna sonora realizzata da Benjamin Wallfisch, perché una colonna sonora che non è dove noi ricorderemo chissà quali temi o chissà quale innovazione, ma dobbiamo assolutamente dire che è nettamente superiore al confezionamento di un prodotto che sicuramente dopo alcuni minuti avremmo più o meno dimenticato, mentre le musiche, ripeto, devo dire, scritte da Benjamin Wallfisch invece sono di un altro livello. Ricordiamo un paio di cose di questo compositore britannico. Stiamo parlando quindi di un musicista che si è formato in Europa, in Inghilterra, e poi si è affermato invece negli States. Addirittura ha firmato con Hans Zimmer 2 o 3 colonne sonore, tra cui Massimo ricordo, mi sembra tu mi dicevi Dunkirk, e poi... Run 1049. Quindi insomma stiamo parlando di un compositore formato che è anche un direttore d'orchestra. Infatti se andate un attimo a sentire l'orchestrazione di questa colonna sonora per la cabina numero 10, insomma vi renderete conto, ripeto, che la scrittura è superiore, molto superiore alla media dei prodotti, tra virgolette, Netflix. Comunque condivido con te pienamente la tua recensione, perché a me il film è piaciuto in parte, buona la confezione, ma il finale è veramente ridicolo. Comunque mi è rimasta impressa la colonna, lo score di Wallfisch. Eh sì, perché Massimo, questo è uno dei casi, no, che fanno letteratura, no? Tante volte noi abbiamo visto un bel film, magari con una colonna sonora pessima, e il film resta più o meno un bel film nella mente nella memoria collettiva. Quando invece avviene il contrario, dove troviamo un film discreto, così, senza, come in questo caso, ma una colonna sonora, non voglio dire superlativa, però insomma una bellissima colonna sonora. Alla fine la colonna sonora ci rimette, perché comunque non verrà ricordata se non da noi, ecco, dagli addetti ai lavori. Non credi, Massimo, che sia così la triste storia della musica? Purtroppo è così, hai voglia a scrivere temoni, a scrivere grandi orchestrazioni, a scrivere anche pagine sinfoniche, ma anche elettroniche o di piccoli strumenti che danno ancora più enfasi, ma poi ce la ricorderemo solamente noi, perché io sfiderei chiunque a sapere che musica ha la donna della cabina numero 10, anche se è una musica degna di nota. Dovremmo fare una puntata su tutte quelle colonne sonore, tutti quei compositori che hanno avuto la sfiga di trovarsi dentro film scadenti, ma magari loro hanno fatto un lavoro fenomenale. Cioè, penso che ce ne sarebbero di nomi interessanti. Hai voglia, ce n'è uno su tutti che lo conoscono tutti quanti, perché effettivamente è un grandissimo compositore del Novecento, che è Jerry Goldsmith, che ha prestato il più delle volte la sua grande vena compositiva a film veramente di una bruttezza infinita che abbiamo già ampiamente dimenticato.
anche tra gli italiani ce ne sono tantissimi, soprattutto negli anni 70, di grandissime colonne sonore su film veramente mediocri. Quindi vabbè, ne faremo una puntata. Allora vai e parlaci invece del tuo film, Massimo. Allora, questo film mi ha lasciato particolarmente basito in maniera positiva, perché intanto mi sono chiesto, ma per quale motivo non è passato al cinema? Visto che vediamo tante nefandezze sul grande schermo, anche blockbuster, anche film strapompati, straprodotti, strapubblicizzati, e invece poi passano in sordina film che poi, stiamo parlando di un film di una signora regista famosissima, parliamo di Kathryn Bigelow, non del primo scappato di casa trovato così per strada, no. Quindi mi chiedo perché un film del genere, da una potenza visiva, da una potenza sonora, interpretativa di grandissimo livello qualitativo da ogni punto di vista, non sia andato direttamente al cinema, da noi almeno in Italia. No, direttamente su Netflix, e lo scopri solo perché ti informi o perché magari il Netflix sa i tuoi gusti e ti dice guarda, ti consiglio questo, e mi ha consigliato A House of Dynamite. Allora vi dico la trama perché mi ha lasciato con una tensione emotiva sensoriale dal primo fotogramma all'ultimo, senza staccarsi mai da me, e questa cosa mi ha creato anche dei fastidi, devo dire positivi perché è un bellissimo film, però mi ha lasciato alla fine con un malessere addosso che pochi altri casi nella storia cinematica mi hanno così indotto. Allora, se già vi dico la trama capite bene perché. Allora, il film del 2025 di Kathryn Bigelow racconta la reazione dell'intelligence service e dell'esercito americano al rilevamento di un missile nucleare in arrivo su Chicago, e non solo. La storia è raccontata in 3 capitoli, ciascuno dei quali rappresenta diverse prospettive dei membri dell'intelligence e della comunità militare americana. Grandissimi attori, quindi film perfetto, non per deboli di cuore, torno a ribadire, perché toccante, duro, una continua in espansione e tensione, da groppo in gola ogni fotogramma. La Bigelow che si conferma una regista di azione emotiva al cardiopalma, coadiuvata da un cast eccellentissimo ad ogni livello, Idris Elba su tutti, ma con una musica del premio Oscar Volker Bertelmann, che come in Conclave riesce perfettamente a sorreggere e ad aumentare la suspense non solo emotiva, ma anche proprio fisica e visiva, che lascia talmente sbigottiti, perché veramente è qualcosa che ti fa stare male. È secondo me uno dei più bei film diciamo su queste tragedie imminenti, che oggi come oggi, con tutto quello che stiamo vivendo tra il pazzo in Russia, il pazzo in America e il pazzo in Corea, non è che sia tanto lontana dalla realtà dei fatti. Chissà se un giorno ci svegliamo e abbiamo un missile nucleare che ci passa sopra la testa e siamo lì per abbandonare questa vita. Quindi qui rimane tutto sospeso, rimane tutto con un grandissimo punto interrogativo morale, fisico, emotivo e sociale. E vi dico che lo dovete assolutamente vedere. Chi ha parlato di film che non colpisce dritto al cuore non ha capito assolutamente nulla. Ne ho sentiti di baggianate in giro in tal senso. Anzi, ve ne fossero film come questi che sono dei veri e propri capolavoro da non perdere. Quindi su Netflix è House of Dynamite, mi raccomando. E Bertelmann ha fatto veramente un lavoro eccelso. E sono molto contento perché mi ricordo che quando fu premiato con l'Oscar Niente di nuovo sul fronte occidentale, tu non eri proprio entusiasta di questo manipolatore di piani preparati e quant'altro. Sono contento che tu adesso riconosci, insomma, che stiamo parlando di un compositore che riesce proprio a scavare dentro e inquietare. E ok, allora dai, diciamoli i 2 titoli: La donna della cabina numero 10 e il tuo è House of Dynamite. Buona visione! Buona visione!